Sergio Silva, Follonica torna alla vittoria, batte 7-3 il Giovinazzo, però un punteggio che non dice tutto di questa partita perché insomma vanno messo in difficoltà pugliesi a lunghi tratti. L'abbiamo aiutato parecchio, secondo il mio punto di vista l'abbiamo aiutato parecchio, loro hanno provato a modo loro, noi sappiamo e sapevamo che Giovinazzo è una squadra rognosa, dura, fisica, e con questo non voglio dire che sono maliziosi, e noi ci siamo lasciati un po' dopo 3-0, ci siamo un po' lasciati andare su quel gioco lì e l'abbiamo fatta rientrare noi, secondo il mio punto di vista. E loro hanno provato sempre come hanno potuto. Penso che è una partita che si poteva finire in un altro modo, senza soffrire magari più di quello che abbiamo sofferto, perché Marco comunque ha parato. E si poteva aver chiuso prima. Ho visto i ragazzi un po' intranquilli, che può essere normale. Dopo una partita non ben giocata, assolutamente a Trissino, ma che non sono quelle partite che ci interessa in questo momento fare il risultato. Ci proviamo sempre, ma un risultato del genere non ci può portare a essere intranquilli così, bisogna stare sereni perché noi sappiamo chi siamo, dove vogliamo arrivare, e è per quello che stiamo lavorando giorno dopo giorno. Prossimo match, sfida a Viareggio contro il CGC, un altro derby di quelli tosti. Sì, il centro quest'anno ha costruito una squadra importante, abbiamo affrontato 2 volte in 2 amichevoli quest'anno, ma che valgono quello che valgono perché era l'inizio della stagione. Sicuramente una partita complicata in una pista che non ci piace, contro una squadra in forma e grande squadra piena di giocatori di qualità, ma che noi vogliamo fare il nostro e andare sicuramente a Viareggio e provare a vincere con le nostre armi, ma sicuramente è quello che proveremo a fare e a lavorare questi 2 giorni per presentarsi a Viareggio e provare a portare a casa i 3 punti.